Monti e il suo governo sono stati messi lì per risolvere i problemi di questo Paese, invece l'hanno aggravato e ci stanno portando al fallimento. Mantenerli ancora lì vuol dire essere responsabile del fallimento economico, politico italiano. Per questa ragione chiediamo che si vada alle elezioni al più presto, con una legge elettorale che si può fare in 24 ore, basta che si rispetta la volontà di quel 1.200.000 cittadini che hanno firmato con un referendum un nuovo modo di fare la legge elettorale. L'Italia dei Valori è l'unica forza politica che presente all'interno del Parlamento che senza se e senza ma ha appoggiato lo sforzo referendario, che era uno sforzo trasversale, vorrei ricordare, per cambiarla questa legge elettorale. Noi siamo stati tra coloro che hanno partecipato alla raccolta di 1.200.000 firme perché andava modificata questa legge elettorale. Quindi tra il dire e il fare c'è di mezzo 1.200.000 persone che hanno firmato davanti a un pubblico ufficiale e noi eravamo lì nelle piazze, mentre altri sono qui in Parlamento a cincischiare sul sesso degli angeli. In Parlamento, nel governo, nella Presidenza della Repubblica, a parole, tutti quanti si riempiono la bocca, ma nella realtà stanno prendendo in giro tutti quanti gli italiani. Ed allora, prima che scoppi la rivoluzione, prima che la gente esasperata scende con i forconi, andiamo a votare e ridiamo a questo Paese un governo voluto dai cittadini su un programma scelto dai cittadini.